Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Oggi si gioca contro Alexandra Botez. Qualcuno di voi potrebbe già conoscerla, qualcuno si chiederà ma chi sarà, di chi si tratta. Alexandra Botez è una delle commentatrici più importanti, più famose a livello mondiale. Si gioca sulla piattaforma scacchistica di chess.com. Non sto giocando proprio con lei, però sto giocando contro un simulatore, quindi un bot, un software creato che simula i movimenti e il pensiero della giocatrice del Canada. Ok, è 4-6, dunque apertura francese. Vediamo un po' come si comporta il mio avversario. Cavallo C6. Allora, cavallo C6, per quanto possa essere una mossa strana, una mossa fuori dal libro e dalla teoria, perché tutti sappiamo che bisogna cercare di giocare quanto prima una spinta in D5, quindi un controllo del centro, cavallo C6 è in pieno stile Botez. Che significa? Diciamo che la giocatrice, la streamer canadese del Canada è famosa per tutte queste sequenze di mosse molto strane, varianti minori, tattiche, per cercare di creare un po' di confusione e di complicazioni rapidamente lì al centro della scacchiera. Cavallo C6 direi che riesce in questo. Solitamente il cavallo in C6 in apertura, soprattutto quando c'è il pedone C ancora non mosso, potrebbe essere controproducente. Io cerco di eseguire il mio compitino, quindi arroccare quanto prima, arroccare corto, cercare di portare i miei pezzi verso il centro e poi si vedrà. Dunque D5 adesso da parte del mio avversario, e cavallo C3 conquista il centro. Cattura in E4, cavallo cattura e dunque si continua. Donna D5, altra mossa curiosa, però donna D5 mi fa venire in mente che il nero voglia arroccare lungo. Perché mi viene in mente che il nero voglia arroccare lungo? Perché ha giocato cavallo C6, che potrebbe per certi versi corrispondere alla mia cavallo F3, dopodiché togliere la donna, il nero si trova a 2 mosse dall'arrocco. Questo probabilmente potrebbe essere una ragione pratica per lo sviluppo del nero. Come dicevo prima, cerco di completare il mio sviluppo in modo semplice. In fondo il nero attacca un cavallo e io difendo questo cavallo. Qualcuno potrebbe dire: beh, sei stato molto frettoloso, hai difeso il cavallo con il tuo alfiere, non ti sei accorto che il punto D4 era sotto attacco. Effettivamente ha attaccato 2 volte, ma una risorsa difensiva della francese è spesso questo scacco in B5, che indirettamente permette la difesa del punto D4. Quindi facciamo attenzione al punto D4 sia in difesa che in attacco. Alfiere 7 da parte del nero, direi di arroccare, e così come tutte le partite, quindi prima arrocco e poi attacco, da bianco sono abbastanza soddisfatto. F5 per il nero, mossa particolare. La prima impressione è che F5 sia un indebolimento della posizione, e dal punto di vista strategico sicuramente lo è. Ad esempio direi che la spinta di F indebolisce la casa 6, indebolisce la casa 5, e quindi come vedete nel giro di qualche mossa si sono create 2 case deboli, di cui una è una casa centrale. È una casa centrale molto ambiziosa per i pezzi del bianco, perché la casa 5 potrebbe essere una casa di arrivo per il cavallo, successivamente magari anche per l'alfiere che controllerà quella casa, e non è da escludere che anche la torre via E1 potrebbe comunque sia controllare E5. Adesso bisogna trovare il piano corretto, comunque la coordinazione corretta per l'occupazione di questa casa, o comunque per far pressione sul punto E6. Durante la partita dovete sempre cercare di giocare per piccoli obiettivi abbastanza tangibili. Il primo di tutti è senz'altro l'arrocco. Da bianco sono contento e soddisfatto perché ho arroccato quanto prima. L'altro obiettivo potrebbe essere cercare di dare fastidio ai pezzi avversari. Qualcuno disse: il gioco degli scacchi è un gioco di fastidi, più rendiamo complicata, più fastidio diamo al nostro avversario, più facile sarà la nostra partita. Effettivamente la donna
è un target, un obiettivo, comunque possiamo attaccarla facilmente con C4 che mi permetterebbe di guadagnare spazio al centro. Potrei ritirare il cavallo in C3 e anche qui avrei la possibilità di guadagnare una mossa contro la donna, mossa e tempo importante perché successivamente potrei giocare torre 1. Infatti vado proprio su questo percorso, cavallo C3, la donna si sposta. Senza pensare molto direi che torre 1 non può essere sbagliata. Torre 1, idea fissare il punto E6, occupare la casa 5, infatti qualche mossa fa, siamo soltanto alla mossa numero 9, però qualche mossa fa effettivamente vi dicevo, cerchiamo di occupare le case deboli in apertura. Domanda per tutti, magari qualcuno se vorrà potrà mettere in pausa il video, qual è il modo più rapido per occupare la casa 5? Non so se avete messo in pausa il video, se vi ho dato tempo, comunque sia il modo più rapido potrebbe essere inchiodare il controllore della casa 5, in questo caso il cavallo, per poi saltare in E5. Questo già potrebbe essere, questa qui potrebbe essere già un buon modo per ottenere un vantaggio. Qui direi cavallo E5 senza alcun timore, e dopo donna E8 alfiere per C6. Come vedete la posizione del nero è abbastanza ristretta, tutti i suoi pezzi si tolgono spazio tra loro e questo cavallo lì al centro della scacchiera, difeso da un mio pedone in una casa debole, non è altro che un cavallo fortissimo in avamposto. Ricordate che durante le vostre partite cercare di creare avamposti aiuterà tantissimo la vostra strategia e quindi la possibilità di migliorare rapidamente i vostri pezzi. Guardando questa partita vi dico che il cavallo in E5 vale anche più di una qualsiasi torre del nero, perché sono lì ai bordi della scacchiera, non sono ancora state sviluppate, mentre il cavallo in E5 ovviamente si trova in una posizione dominante. A questo punto direi di andare alla ricerca di un vantaggio materiale. Donna F3, idea cattura in C6 potrebbe essere un buon modo per proseguire. Effettivamente donna per C6 guadagnerà il pedone. Donna per C6 giocata, cambio dei pezzi, pedone in più per il bianco, sono abbastanza soddisfatto, e adesso che lui mi attacca il cavallo devo decidere dove ritirarlo. Cavallo A5 potrebbe essere una possibilità, anche se mettere il cavallo al bordo della scacchiera, al lato della scacchiera, quasi sempre è un'imprecisione o comunque un peggioramento della posizione. Cavallo A5 direi che è giustificata dal fatto che guadagna il tempo sull'alfiere e questo alfiere dovrà assolutamente tornare indietro, altrimenti ritorno in E5. In fondo ho già un pedone in più, non ho alcuna necessità di cercare vantaggi immediati o cercare di vincere rapidamente la partita. Cavallo F6 mossa di sviluppo e alfiere G5 completando la mia posizione, il mio sviluppo. Re G8 scelta pratica che interpreto così: il re si sposta qui in G8 perché non vuole subire in alcune varianti un possibile scacco in D7. Ok, si continua, si gioca contro la debolezza, abbiamo detto che il pedone 6 è un target, un obiettivo, e quindi manovro per quel pedone. Mi viene in mente cavallo D3. Su cavallo D3 la critica potrebbe essere alfiere cattura, re cattura, però non porta assolutamente a nulla. E cavallo D3, re F7, difende, e a questo punto il raddoppio delle torri non può che essere un approccio semplice e facile della gestione della posizione. Cavallo E4, materialista, si vuole cercare di togliere pezzi dalla scacchiera. Cavallo per E4 senz'altro è una buona possibilità, altrimenti alfiere F4 per semplificare. Abbiamo detto che ho un pedone in più, quindi le semplificazioni mi vanno bene. Lui mi cattura in C3, io riprendo. È vero che ho doppiato i miei pedoni, intanto qui ricatturiamo, è vero che ho doppiato i miei pedoni, però sono abbastanza sicuro della posizione raggiunta, perché ho un cavallo dominante e saltellante, diciamo potrebbe andare un po' ovunque all'interno della scacchiera, andare in C5, andare in E5, e chiaramente è molto più forte di questo alfiere. L'alfiere in B7 è un pezzo non difeso, e allora senza pensare molto direi che una mossa come torre B1
mi permette di conquistare la colonna, ma soprattutto di guadagnare un tempo contro quell'alfiere. Alfiere D5, idea andare in A2, immagino, e a questo punto piuttosto che torre B1 adesso mi accorgo che cavallo D3 sarebbe stata magari la scelta più semplice, e anche adesso cavallo D3, lui mi cattura, torre 1 e mi rifaccio su A6, quindi va bene anche cavallo D3. E torre B8, occhio, Alexandra vuole darmi matto sulla prima traversa, quindi devo evitare questo tema di matto del corridoio. Vediamo un po' come potrei evitarlo, perché se torre B4 di fatto il nero probabilmente cattura e poi mi mangia 2. Il bianco continuerà a star meglio, però prima aveva un pedone in più e adesso non lo avrebbe più. E tatticamente voglio cercare di giocare C4, quindi direi potrei forse cambiare, poi giocare B4 oppure giocare torre B4 e in caso di cattura riprendo di cavallo. Ok, A5 sulla scacchiera, c'è sempre questo fastidioso tema di matto lì in fondo, e allora a tal proposito devo vedere, torre A4 comunque dovrebbe difendere, per adesso non c'è matto perché ho torre E1 che difende. Semplificazione, e devo togliere i re, siamo in finale, tutti i pezzi devono giocare, e c'è una tattica alla quale fare attenzione perché questo pedone è molto goloso. Se io catturo, tuttavia la torre va giù, mi attacca il cavallo, l'unica mossa per difenderlo è portare i re, però quando porta i re arriverà lo scacco decisivo. E allora anticipo il tutto giocando prima F3, così se torre B1 re F2 difendo tutto. Adesso torre per A5 è una minaccia concreta, e torre per A5 è una minaccia concreta, e molto importante limitare il controgioco avversario, perché se io gioco torre per A5 l'idea è torre D2. Come posso evitare torre D2 per poi minacciare torre per A5? Semplicemente con re 2. Ricordate, meno opportunità, meno possibilità data al vostro avversario, più sarà facile la vostra partita. E anche qui lo stesso percorso, lo stesso ragionamento, perché io potrei catturare A5 oppure posticipare la cattura di A5 con A3. Io potrei giocare prima A3 e poi giocare torre per A5, ed effettivamente sono contento di questa posizione perché ho 2 pedoni in più, una situazione, o meglio una posizione promettente, e adesso potrei cercare di cambiare il pedone A col pedone C, perché no, quindi torre C5 vuole catturare qui, ma in realtà voglio anche giocare C4, quindi C4 è la prossima mossa, con l'alfiere lì all'angoletto non è sicuramente un problema, e quindi continuerei o con torre per C7 o con torre A5 per essere un po' più materialista, magari torre A5 sempre nell'ottica di limitare il mio avversario. E qui c'è una tattica di 5 interessante, in caso di cattura torre A6 guadagna il pezzo, e dunque continuiamo a togliere spazio all'avversario. Quest'alfiere soffre, l'alfiere soffre perché non ha tante case, e io gioco proprio su questo, il fatto che lui non abbia tante case mi permette di attivare i miei pezzi, dargli fastidio. Adesso torre 7, torre B1 difende e la sua minaccia è catturare qui. Vediamo se ho qualche risorsa tattica in questo momento, credo di sì. Inizialmente consideravo cavallo in D3 perché sulla cattura cavallo B4 era la mossa che volevo giocare. Tolgo la comunicazione torre alfiere e dall'altra parte voglio giocare una cattura in D5, però lui mi ha fatto qualcosa, una scelta concreta, e anche se questo finale lo considero molto favorevole. Torre per B7, torre per B4, e dopo torre qui io semplicemente direi che catturo in D5.
lui centralizza il re. Ricordate che in tutti i finali ciò che è importante è l'attività del proprio re, così come l'importante è limitare il più possibile il controgioco avversario. Se io giocassi c4 manterrò il mio pedone di vantaggio, però gli permetto di giocare un torre per a3 che è un po' noioso perché taglierà fuori dal gioco il re bianco, e allora non è quello che voglio cercare di fare. E vediamo alternative. L'alternativa potrebbe essere cercare di dare i miei 3 pedoni, pazienza, peccato, per cercare di catturarne almeno 2. Quindi su torre b6 effettivamente riesco a cambiare qualche pedone centrale per i suoi pedoni, e chiaramente se lui non ha pedoni superstiti per me la partita sarà molto più semplice da giocare. Quindi potrei forse provare anche d6. Effettivamente d6 mi sembra direi la più ambiziosa. d6, se lui mi cattura scacco, se lui si sposta catturo il primo pedone. Cosa importante, ho catturato il pedone G, colui che stava a contatto con gli altri 2 pedoni. Per quale motivo è importante? Perché chiaramente ho creato, o meglio, ho tolto la possibilità al mio avversario di difendere i pedoni tra loro, quindi ho tolto questa comunicazione. A questo punto cattura H6, lui vorrà catturare il pedone C, ma il finale è molto semplice da vincere, cercando di migliorare tutti i miei pezzi. L'ideale è portare il re qui, quindi portiamo re F2, mi aspetto F4, ed effettivamente è stato così. Dopodiché lui vuole senz'altro creare qualche tattica strana, perché vuole fare scacco, torna indietro, scacco, lui va su e così via. E quindi giochiamo una mossa come H4. In caso di scacco vado in G1, mi nascondo in H2, lì all'angoletto nessuno mi darà più fastidio, e a questo punto mi concentrerò per catturare il pedone F superstite. Ok, re H3, voglio giocare a re G4, e a quel punto 3 pedoni contro 0, e ovviamente vinceranno. Intanto gioco uno scacco intermedio, dopodiché re G4 e re per F4 sarà la prossima mia mossa. Ok, su re per F4 il finale è chiaramente vinto, e su torre per G2 ovviamente dovrei cercare di portare la torre dietro il pedone H, quindi gioco questa, e torre G4, forse H5, non ho bisogno di pensare troppo in questo finale che considero facilmente vinto. C'è questa risorsa tattica, re G3, la torre deve andare indietro. Ok, se fosse andato indietro c'era scacco e mi mettevo dietro. Comunque spingo il pedone H, e torre qui lo obbligherò a giocare torre H7, e a questo punto non resta altro da fare che avvicinare il re. Perché re F4? Perché mettendomi in opposizione contro il suo re gli tolgo spazio, e qui senza pensare troppo porterei il re in avanti, sosterrà il pedone H, e a quel punto ci sarà un tema di matto abbastanza rapido. Ok, voglio essere materialista, mantengo anche questo pedone. Vediamo un po', non credo che i software abbandonino, quindi adesso cercherò di giocare rapido semplicemente per dar matto. Ok, questo pedone magari glielo darò, o forse no, anzi sicuramente no. Cerco di essere rapido, adesso nel giro di qualche secondo daremo matto. Vediamo qual è la sua sequenza. Adesso semplicemente gioco con questo tema di matto che si chiama matto della scaletta, e ok, torre scacco, donna scacco, matto della scaletta oppure matto dell'elastico. Ok, si vince. Rivediamo la partita, magari non tutta, soprattutto l'apertura. Ricordate che da bianco avete quella mossa in più, quella facilità di conquistare il centro che il nero deve contrastare, quindi una mossa come cavallo C6, per come avete visto, è stata un po' confutata dalla gestione del bianco. Qui mi sono limitato semplicemente a portare i miei pezzi verso il centro della scacchiera, quindi giocando in questo modo il bianco ha completato il suo compito, re al sicuro, conquista del centro,
sviluppo dei pezzi centrali, dopodiché il nero è stato costretto un po' a giocare mosse un po' fuori luogo. F5 non la considero una mossa forte, ma il vero problema alla lunga del nero potrebbe essere questo attacco, quindi C4 potrebbe essere una mossa noiosa. E su F5 il cavallo torna indietro, guadagno quella mossa che mi permette di migliorare i miei pezzi. E a questo punto avevo fatto una domanda: qual era il modo più rapido per conquistare questa casa? E la risposta è una soltanto, e la risposta è: inchiodiamo il cavallo perché poi vogliamo saltare in E5. Dal punto di vista posizionale il nero ha una situazione già molto compromessa, pedone isolato, ecco qui, pedone isolato, pedoni doppiati, e pedone arretrato, tante case deboli, quindi dal punto di vista strategico il bianco sta decisamente meglio. La partita dunque continua in questo modo e ciò che mi sono limitato a fare pressione sul pedone in E6. Questo cambio in F4 anche sicuramente non è corretto, perché i pezzi del bianco si sviluppano facilmente proprio per la conquista della casa E5. Ok, diciamo che per quanto riguarda l'apertura c'è stata una gestione molto facile, per quanto riguarda la parte del mediogioco ingresso e finale, lì chiaramente avete visto un po' di tecnica, quindi creazione dell'avamposto, cercare di conquistare spazio lì al centro della scacchiera. E dunque spero che questa partita vi sia piaciuta, vi abbia trasmesso qualche idea. Come sempre l'invito è quello di seguire i social di Mattoscacco e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!